Aspetta, posso spegnere? Sai avanti? Aspetta che se riesce. Scusa, sai avanti? Ecco. Ecco che pulito. Allora, siamo qui con la signora, come si chiama la signora? Signora Antonietta. Antonietta. E di che classe era? 1914, ho sbagliato oggi. No. No. E quanti anni compie questo anno? Quando io che compie gli anni? E 3 giugno 1914. Al 13 giugno? Io Bravo. ho sbagliato oggi. Sta tranquilla. Dai, e a dire quel che a volte non sbaglia, no? La mi conta qualcosa, Demo. La mi conta qualcosa di bello. E è sempre stata qua a Colognela, No, sono stata a Firenze, a San Luis. a Venezia, No, Firenze. a Firenze. Ma è sempre abitata qua, dopo è la Colognela. Sì, vero? Sì, ma prima dove? Quando sei nascita sono nascita dove? Ah, Si sono nascita dove? allora. A Vallonte. E adesso una cattolica, i figli di Maria. I figli di Maria. Bene. E dopo lei inizia a stare qua a Colognela, si è sposata. No, mi ho sposato, sono io stato sposata qua. Dopo sposata, brava. Sono domenica a casa con il nonno e la nonna lì, Sì. Dove allora? a Verona. A Vallone. Però così. Brava. Mi diceva, quante risoluzioni che poi la coppa? Si dice sulle preghiere alla mattina, qui la mattina, a mezzodì, non di mangiare si dice risoluzione, e sera si dice sul rosario. E quando è morto un zio a Imola, che era militare, ma era religioso, aveva l'azione cattolica e poteva la fascia tenere sul braccio. E mi diceva, la nonna mia che era in campo assieme, e allora adesso cerca cosa la vita Peppi, perché ho sentito chiamare mamma, e io l'ho sentito chiamare. Io ero in campo assieme, non ho sentito, ma io invece. Io ho parlato di No, perché diceva che era morto, no, in guerra. E allora io sentito sua mamma, che parla di essere stata nostra, sua madre, e infatti era morto. Ah. morto a Imola. A Imola. Cosa si ricorda di una volta? Com'era una volta? Era più bella, si stava meglio. Una volta adesso qua a Cologne. Mi hanno dato. Cosa feci da giovani? Cosa feci? Qua a Cologne. Se figli hanno mangiato coccoletta, se mi viene il cane, dopo sono pensiero, dopo veniva bambino con i ferri di notizia, e dopo un'altra con la corretta, una però, in strada, si filia. Si filea. E dopo si vedeva il film, a Catina Mezzolea, che mi fa iniziare per sposarsi. Ah, capito? E Io feci, bene. e feci anche il filò. Hanno deciso di stare a fare il filò. Sempre, Sempre, ogni sera. ogni sera. Dove loro in tia stalla, no? Oh, parlare era di vacchi, parlare era così, mezzo la caisia che si veniva fuori la grassa del fiacco, e qua era finito, e qua così era il figlio. Con corrente che finisse, con buttei a porta, se ne sei su un figlio che veniva loro a trovarmi. Voglio dire, basta. Eh sì, funzionava così una volta, no? Si trovava il moroso là in tia stalla col filò, giusto? E anche prima stava mia cugina, a Gianna stava a Manresa, anche da casa a parlare con un altro. Sì. Pensali. E la vita, mio zio se lo trovava
aveva problema e non è più spalato. Succede anche queste robe qua. Idea stava E feci cosa, e le sagre, il panevin, e cosa si ricorda? il pane lì, Il panevin, si diceva le litanie. la Tifania, si fa il pane lì. E si diceva la Tifania, tutte le feste passate, vero? Brava, Ma brava. tu fai che si diceva? Fai un libro, la mettei anche a Ela sul libro. Mi mette su che mi? Ah, caro? Sì, dammi poco, sai, guarda, entriamo, ormai sono vecchia. Ma mi pare in gamba. E qual è il segreto allora per arrivare a sua età? Bisogna mangiare cosa? Mia adesso, Cosa mangi? poco, mangiare regolari, vero? Dai, Regolare poco. non se mi dà l'alcol perché mi copa. Ah, No, niente. ma acqua sì, tanta. Tanta acqua. Perché San Francesco ci ha messo l'acqua, vero? Niente vino allora, niente vino. Mai. E meglio una pasta asciutta o una bistecca? Ah, Meglio una pasta asciutta o una bistecca? prima io passo su e la bicicletta. E la mangia sempre pasta e... Pasta, eh? Ma Bravo. mi metto, Minestre, la mia signora che è brava mi fa dei buoni. Fa tutta signora. E a letto presto la sera. Ma no, rustato, mi viene a scappare mio papà. Come venga rustato di qua? Non è mai so. Non è mai la so. lesea tanto. Adesso La lesea tanto. Sì, anche adesso, ma guarda. Ecco la povera che viene che va. Dopo la sera di Gesù, di scavare le preghiere per i Gesù. E dopo lettura, mi piaceva ancora io torno a lettura. La lettura, cosa è piacere o leggere? Questa è mia idea, è la qua. Io letto, Ah, giornali, robe così, riviste. Ma una volta avevo un cugino che lavorava. E ho detto cugino che ti portai i libri. Che ti portai a casa i libri chi era, oh? Suo cugino che lavorava a San Dolore, da farmacista. Una volta, chi era che ti portai a casa i libri a lei? però non mi pensa. Sì. Io? Sì, quello sì. Lavorava a farmacista, non potevo portare a casa i libri. Sì, sì, Sono vecchia, non mi ricordo tante robe. si è vecchia. Ho 100 anni, 100 anni, eh? ho 100. Mi tocca morire adesso. No, E sono perché? ricovati, No. la storia. Brava, brava. Sono brutta, No, no, la viene bene anche. La viene bene. tante la vita, meglio la vita. E da così, sentire che lui è nato in guerra, che mi porta via l'intonita, perché era lui. Era lui però. Ma neanche una manta in spalla e mi dice che sono via. Neanche basso, niente. Niente. Parlare e lavorare. E mi dice, non vai più a messa in chiesa perché mi viene sempre voglia di guardare quelli che vivevi, ma io mi piaceva lavorare mai ai tiri. Mi veniva distrazione, cioè così il lavoro del mai che diventa cose. Ho Mi capito. viene poi per dopo, io vengo, faccio la ferie a casa. Brava. Ah, lavori ai ferri, Ela. Gli piace lavorare ai ferri. Mi piace. Adesso no, ma una volta che piace. Altro. La fia Maion.
Ma io non ero finito da te, su, non ero. Quanti fioi ha allora? Quanti fioi? Quanti fioi? Allora, non cagato là. E allora l'impatrice ha detto, adesso ora tante non è più, ormai ha comprato il maschio. Non vai portare idea. Però no, anzi, sì, in 33 in casa. 33? Mamma mia, una volta era così. Sì, Quattro sorelle era Andrea, Agostino, Fausto, Piero e Bepi era pure Bepi che è morto in guerra, che le dice che io vedevo anche dopo morte femmine perché studiava prete, pure è morto in guerra. Io dicevo dei profondi casi di pure farlo. Eri in 33, dove stessi allora? No, noi che le girano a casa grande a Biniera. Che crociera che va a Fontanelli, Barone. Ah, ho capito. Quello che lei sta adesso qui sta. Gianni Moro? Là che è zona. No. La vedo che lei l'affresco sul porto fuori, non so chi. Io Lei a cosa? casa del mia figlia. Io cosa sapevi? Dopo che lei ci gioca anche, tornare dopo a Venezia, ti presente? Ah, ho capito. Sì. Fuori a destra va a Fontanelli. Esatto, che si salta fuori là dall'asilo praticamente. Io lo andavo Sì, però qua appena sulla curva, lì un incrocio che potevo fuori là, sulla sinistra è una strada bianca che va dentro, e in fondo viene a casa là. E là anche sto affresco sicuro che l'ha messo anche sui libri, anche. Viene in Cigioli, vicino Cigioli dentro casa nostra. Ah sì? Sì. Sì, non capitale. E sotto del portico c'era che anzi la cucina da capataz alla finestra e questa no, era stato un pittore che deve fare una pittura grande e qui le portano ogni volta venendo a giorno e zio non la vuole, perché la veniva là a restare. Lei sta là. È in una casa, penso. Mi sono dal Cin, qui che stia a Levada. Era, dunque, mio nonno era Antonio Dolcin. Mio nonno era, non si ricorda. Famiglie, del nome ma non li conosce. Ben, ciao, le persone. Però conoscevi? E poi una volta da qua a là era come andare a Milano. Tutti a Fontanelli. Sì, sì, no. Sì, sotto Fontanelli, a Messa Fontanelli. Sì, ma ti... Fontanelli. Anche da Borgo Chiesa a Borgo Municipio. A Valon era figlia di Maria, andai a Borgo per fare la cesa. Per fare la cesa. E allora lì la cantina mi sorelle Pino non aveva mai potuto. Lì la Teresa da lì, canale, dice guardi, ma mi viene il ponte, mi ha appena un... Bene quel che vedi, e poi la mia Angela, e ti guardi, beata, sì, ma Birona, perché mi diceva che era grande come mia sorella. Per pensare che faccio io, qui che poteva, aveva 20, aveva 8, aveva 30, qui che aveva finita la festa. Le ovi. Anzi, da cosa modanese, come si chiama? Non so. Anche io mi dice aspetta che poi fai anche come tomatoria, che tutti quei troi, che le dolari mi aveva un grunde dove voi per fare la cera, che altri più ne avevano mai permesso. Così. Io so c'era voi, Sì. sì, c'è il campanile. Ah, bene. Qui c'era già la porreccia. Sono stata sia a Firenze e Sarri. A Firenze? Ah, brava. E dopo qua, a Firenze era da Remigio Randi, Remigio. professore. Ah, Meno e altro
Abbiamo che diventano poi, devo andare a accompagnare a Dio 6 metri di strada, non è che inizia, corse in genere, accompagnarlo in ufficio, una cosa non è cara. Una volta sono andata a portare un brera al padrone in ufficio, e si è io adesso una donna del servizio del Remigio Randi ci mi sa portare a Andrea. Mi sa portato come fosse stata la contessa Flora, che era una serva, ma era per non cadeva loro. È stato un notaio, non so, poi ho guardato su internet. Bene, bene. E lui è da 5. Lei dal CIN, sì. I miei è sempre... Era dopo, non mi ricordo. La prima sua padre la conoscesti? Ah sì. Sì. E porco cane? E dopo quella che una mi ha domandato un paio di cose, perché non vieni solo qui che indossi? E io l'ho messo lei, già brava, sì, per dire. Io cavalcate le cose, perché lei pure vieni su per la sola. Brava. Perché mia mamma mi aveva per portare via un paio di fil nero alle cavi a Usonia, Ausone. che era loro sede invece. E la serviva 2 dritti e un revello. E invece mia sorella amabile, la figlia che mi fanno in bottiglia una cugina, nell'anna cappelleria a Torrone, con 20 giusto perché avevamo fatto disegnato un corridoio di sola. E allora su quella, io avevo portato la figlia e mi fanno casera da bere. E mi hanno mandato per il mio zio adesso la pobrezza. E mi ha criato mia sorella, è vero, se lavoro che ci fatto per un po' di casera. A me non mi fa.